Ti avranno detto che è solo una questione di stress, di assolutamente rilassarti, di provare a meditare, di provare a farti una passeggiata di 10.000 passi, ma i tuoi sintomi continuano. Bisogna capire che non è solo una questione di stress, se soffri di dolori persistenti, sintomi persistenti, cervicale, vertigini, nuca dolorante, senso di sbandamento. Qualcuno mi dice addirittura che soffre di una sensazione di testa vuota. Queste sensazioni sono assolutamente normali e comuni in tantissime persone che hanno un sistema nervoso che è andato in allerta. Quindi ovviamente c'è ansia, ovviamente c'è ipervigilanza. E quando ti dico ovviamente perché questo lo vedo in ogni caso. Quindi non è semplicemente dire è una questione di stress, va bene così, mi tengo questi sintomi. No, tu puoi assolutamente andare a riprogrammare il tuo sistema nervoso centrale in modo che non reagisca più nello stesso modo, perché sta reagendo in una modalità di paura. Quindi, essendo in allarme, tu anche se ti senti calmo, all'interno magari non lo sei. E come fai a saperlo? Lo puoi sapere attraverso appunto i tuoi sintomi. Se non c'è nulla di sbagliato nel tuo corpo, nelle tue analisi, nelle tue diagnosi, probabilmente c'è ancora qualcosa di attivo dentro il tuo sistema nervoso. Ovviamente ci sono dei sintomi che bisogna leggere chiaramente per dirti che sei in questa situazione. Quando si è in questa situazione, la riprogrammazione del sistema nervoso non è un qualcosa di estremamente difficile, c'è dell'esercizio mentale consapevole da fare, ma non è nulla di complicato. Bisogna però iniziare il prima possibile e non dare la colpa sempre al terapista che non ha fatto il suo lavoro, della terapia che non ha funzionato, capire che sei tu il centro del problema all'interno di te e che puoi iniziare pian piano con gli esercizi, con della consapevolezza, a riprenderti in mano la propria vita e liberarti finalmente da questi sintomi. Però ci vuole molta responsabilità su te stesso invece che su quello che sta all'esterno di te. Prenditi la responsabilità oggi di cambiare la tua vita perché lo puoi fare.